Cominci a guardare a questi elementi e ti chiedi come mai tutto d'un tratto puoi iniziare ad avere problemi di sonno. È perché ci sono tutte queste frequenze ELF, tutti questi altri tipi di frequenze e modulazioni che immettono queste pulsazioni di tanto in tanto. E questo ti impedisce di avere la parte REM del sonno. E se non riesci a raggiungere il sonno REM, potrebbe sembrare che tutto va bene, ma in poco tempo avrai tutti quanti molto arrabbiati. Perché a causa di queste pulsazioni non si raggiunge la fase REM e se prosegui con questa azione per 2 o 3 settimane avrai una società che è pronta a... beh, si potrà annusare la rabbia per le strade e questo lo può indurre nelle persone. Quindi se stai agendo per rimodulare il comportamento di una società e vuoi che qualcosa si smuova, potrai modificare questi sistemi e causare livelli anomali di violenza a causa delle modulazioni che hai fatto. Quindi c'è un vasto spettro di come si possa usare i meccanismi di controllo di quello che succede veramente dietro a queste scie chimiche. Il bario nelle scie è una grossa preoccupazione per noi. Sappiamo che il bario riflette la luce solare 2 volte più del vetro, è molto riflettente. Quindi è possibile che i militari stiano ottenendo 2 progetti al prezzo di uno, usando bario per riflettere la luce solare, ma anche per accrescere la sorveglianza su di un'area ed accrescere il controllo su di una popolazione. Le capacità benevole della HARP potrebbero curare molte malattie. Se tramite pulsazioni discordanti, caotiche, puoi creare il cancro, e se tramite l'imposizione chimica puoi creare il cancro, perché non puoi fare il contrario? Non puoi rendere la pulsazione armonica? Era proprio questo che Tesla aveva in mente. Quindi non è una questione di America, perché non è solo l'America che lo sta facendo. Non hanno più avuto il controllo effettivo del proprio esercito sin da quando Shakavili è subentrato dopo la prima guerra in Iran. Quindi siamo tutti sotto questa cupola della NATO. E perché noi li sosteniamo economicamente? E perché loro agiscono sempre per gli Stati Uniti? E perché i loro piani contribuiscono finanziariamente alla nostra irrorazione? Perché l'Italia non sa niente del fatto che il NORAD è responsabile di questi piani. Durante la nostra ricerca siamo stati in California, dove un gruppo di cittadini di Santa Cruz ci ha accolto parlandoci dei loro problemi, nella speranza di far sentire la propria voce anche qui da noi. Ecco quello che ci hanno riferito. Siamo un gruppo di cittadini preoccupati. Abbiamo osservato il cielo ed abbiamo notato che c'è qualcosa di strano e diverso sopra le nostre teste. Non sappiamo con precisione di che cosa si tratta. La gente si sente male, si sente confusa, aggredita e preoccupata. Le informazioni stanno circolando. Siamo qui con un gruppo di residenti di Santa Cruz, qui in California. Ed abbiamo deciso di agire per sapere che cosa stanno rilasciando nei nostri cieli, perché lo stanno facendo, e daremo una fine a questa attività. Le informazioni che abbiamo su queste operazioni di copertura chimica indicano che sta avvenendo la stessa cosa in tutto il paese ed altre nazioni NATO. Ci sono differenti opinioni. Potrebbe trattarsi di una sorta di inoculazione o di un progetto di schermatura per rallentare il surriscaldamento terrestre. Alcune persone pensano che ci stiano indebolendo volontariamente per qualche strano scopo, ma quello che sappiamo per certo è che queste operazioni stanno realmente accadendo, che vengono negate e che sono pericolose per la nostra salute. Stiamo riuscendo a renderci conto di cosa accade e quello che vediamo ci rende sempre più preoccupati per le nostre famiglie e i nostri amici. Vogliamo fermare questa follia e rendere la nostra Santa Cruz una città no spray, no chemtrail, e speriamo che altre città o paesi lo diventino a loro volta. Abbiamo il diritto ad avere cieli limpidi, aria ed acque pulite. Questo è un sopruso inaccettabile sui nostri diritti e sovranità come cittadini. Working on it again. They're fired up with people from
Stiamo lavorando di nuovo su questi avvenimenti ed abbiamo dei contatti con la Global Peace Foundation e con altre associazioni che stanno scrivendo al Consiglio per la difesa delle risorse naturali, NRDC, e a Earth Justice, che ancora non hanno tutte le informazioni su questi casi. Quindi stiamo rendendo pubblici i dati raccolti e vi ringraziamo per essere qui dall'Italia. Siamo qui per rendere Santa Cruz una zona no spray. Queste operazioni sono avvenute anche alla Hawaii, ma gli ultimi dati raccolti hanno mostrato una situazione migliore, perché la popolazione ha reagito attivamente. Se questa fosse un'operazione con il solo scopo di riflettere la luce solare, nella quale si devono usare chimici per coprire vaste zone, lo farebbero ovunque. E invece stanno prendendo di mira solo zone e popolazioni chiave nella nazione. La nostra costa è coperta massicciamente e tutto quello che sparano ricade sulla popolazione. Per questo abbiamo bisogno del supporto dei nostri amici europei. Cercate di far indagare il Parlamento su questo, o qualsiasi altra strada troviate. Siamo in una situazione di emergenza e speriamo di emergere e vedere nuovamente il cielo sereno qui a Santa Cruz. Grazie mille, quindi, per essere qui. Ormai in tutta Europa i cittadini stanno facendo sentire la propria voce. Spagna, Grecia, Olanda, Germania. E in Italia? Dopo l'aumento anomalo di casi di cancro nella vallata feltrina, in concomitanza con l'apparizione delle scie chimiche che sono state documentate per un lungo periodo in quella zona, si è arrivati finalmente a un'interrogazione parlamentare. Tuttavia il governo non ha ancora dato nessuna risposta ai cittadini. Ma la situazione qui a casa nostra è così tragica come negli altri paesi d'oltreoceano? Lasceremo che siano queste immagini provenienti da tutto lo stivale a rispondere a questa domanda.